E a Ginevra battute finali per l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I capi di Stato sono intervenuti virtualmente causa Covid. La più difficile e turbolenta riunione degli ultimi anni. Gli Stati Uniti hanno minacciato di tagliare per sempre i fondi e di uscire dall'istituzione che Trump accusa di compiacenza nei confronti della Cina, che ritiene responsabile della pandemia. Durissima la reazione della Cina, che accusa Trump di coprire con le sue accuse i suoi fallimenti nella gestione della pandemia e promette il vaccino cinese gratis quando ci sarà e 2 miliardi di aiuti. L'Unione Europea sostiene che questo è il momento della solidarietà e non di puntare il dito, così ha detto anche il nostro Ministro della Salute Speranza, intervenendo ieri sera e auspicando un vaccino mondiale per tutti. Intanto proprio tutti i Paesi membri, 194, hanno chiesto un'indagine indipendente sull'origine del virus, Cina e Stati Uniti compresi. E sono decine di migliaia, per fortuna, guariti dal Covid-19.